Maronna, mica mangiami son gol, ma io poi vi giuro che non è colpa mia, non è che l'ho comprato. Ah, molto meglio, molto meglio. Il motivo di quella maglietta là è che io sono musicista e ho dovuto fare una serata a tema e il tema era Venezia. Quindi semplicemente quella è la miss dei gondolieri, non è niente di quindi. Me la sono trovata addosso, guarda caso, ma insomma, ci dormo ogni tanto, ma non faccio bei sogni. Ricevo e pubblico questo articolo del giornalista Salvio Imparato e leggo perché devo leggere. La sceneggiatura del film La Plusvalenza, nuovo capolavoro made in Italy, era stata svelata in anteprima con lo scambio sospetto tra i due club. Il finale non è a sorpresa, ma semplicemente senza pudore. La cosa triste e criminale è che le lacrime di questo bambino sono vere e dovrebbero ricordare a qualcuno per cosa e per chi si sta giocando. Per occhi e cuori puri, a cui dovremmo insegnare tanto e che invece ci ricordano che non dovremmo tradire la fiducia di chi ha la passione sincera nel cuore. Rido quando dicono che il sistema non esiste, in B la situazione è ancora più drammatica. Sono contento di non essere il padre di quel bambino, non lo avrei mai illuso. Consiglio di guardarvi il film Capricorn One per capire meglio di cosa sto parlando. Lo scandalo più importante, la cosa più grave e clamorosa è mettere la Juve così presto al mattino, perché vuol dire che un musicista che il sabato sera lavora non si può svegliare la domenica prestissimo per guardare che sta col fuso orario. È troppo presto, quindi se voi fate queste cose qua apposta per non farmi fare i video, così non posso registrare, non posso fare le comparazioni, diventa complicato. Ma è strano svegliarsi, aprire l'app delle partite e leggere che c'era un rigore dato e poi tolto dal VAR. Ho letto rigore netto, ma non lo vedo, non lo trovo. Le immagini non si trovano, non te le fanno vedere più. Se non le vedi in diretta, non. Anzi, mo fermo e me le cerco e lo faccio bene sto video perché io non potrei, non dovrei parlare di una partita che non ho visto, anzi, non ne parlerò. Parliamo di altro. E così sarebbe andata la partita se non ci fosse stato il gol, il primo gol di Sturaro, che tra l'altro sono contento per lui perché se dovevamo perdere con un gol è meglio che l'abbia fatto Sturaro, che Stefano ha sofferto molto, è stato un anno fermo col problema a tendine e vederlo in campo oggi per me è stato un piacere perché è un ragazzo che se lo merita. Beh, questa è Ale. una bella dedica. Allora, voi proseguite Bella la vostra dedica. chiacchierata su Sky Sport 20. Una bella dedica. Una bella dedica. Goran Pandev. Storaro's forward in support. Opens up for the shot. Oh, he's done it. Would you believe it? Yeah. Of all the goal scorers, it's the man on loan from Juventus, Sturaro, who finally breaks the deadlock and a jubilant Morasic. On loan, in prestito, Stefano Sturaro, Sanremo, è un calciatore con centrocampista del Genova, era on loan allo Sporting Lisbona. Ecco qua, diciamo le cose come stanno. Febbraio seguente, benché il giocatore non abbia ancora disputato una gara con uno scatta, ha l'obbligo di riscatto per 16,5 milioni di euro. Fa il suo secondo debutto, quindi è del Genova, non è in prestito, sta gente che fa i telecronache. Se potessero, ma che Wikipedia, non è che devi chiamare nessuno, è disponibile a tutti. Un po' di rammarico per non aver portato Ronaldo magari in panchina da buttare dentro una Eh. volta in svantaggio, ce l'ha. Oggi neanche se veniva sul padre eterno la Juventus poteva fare risultato, ci voleva un pizzico di fortuna. Che cosa? Il Padre Eterno? Tanto spesso vengono a tenere la partita. Poi detto questo, tra l'altro nella sconfitta sono contento per Stefano, per Sturaro che ha passato un anno veramente difficile per il problema a tendine e il calcio è bello perché è questo, perché è entrato al primo tiro e ha fatto gol. Quindi sono contento per lui perché è un ragazzo veramente che oltre che essere un bravo calciatore è anche un bravissimo ragazzo e se lo merita. Il problema è che perché poi la gente non ci crede più a questo giochino. Perché lo chiamiamo wrestling Serie A? Il wrestling era uno sport che quando da piccolo tu lo guardavi dicevi, ah, chissà, questi si fanno male, chissà chi vince, chi è più forte. È uno spettacolo scritto a tavolino, oggi vince questo, domani vince quell'altro. E la gente si esalta lo stesso, se lo guarda lo stesso, voglio dire. Un giorno lo sdoganeremo anche il calcio e ci spiegheranno che in realtà non è. L'imprevisto è la rotondità del pallone e certi giocatori che fanno cose che tu non ti aspetti e quindi quando vedi quella cosa così dici mamma mia che è successo, proprio lui, oppure quella fatta di rovesciare, ci sono certe cose che non puoi controllare e ce ne sono altre che puoi controllare tranquillamente. Certo non puoi controllare che debba segnare Sturaro contro la Juventus, però è impossibile non notarlo. È impossibile non fare 2 più 2 e se la gente poi dice che nella plusvalenza, nel prezzo dei 16 milioni, sono compresi 4 punti in campionato, come fai a dar loro torto? È difficile. La tentazione è troppo forte di fare il video
sul sistema, ma voglio andare un attimo controcorrente perché tutti stanno dicendo questa cosa qua e li capisco perché siamo sicuri che se il Napoli fosse stato a meno 4, meno 3, questa partita la Juventus la vinceva, ma non per mentalità, non perché figurati se loro non vogliono vincerle tutte, è che non sono in grado. E ribadisco questa cosa che mi sembra importante. Se il Napoli fosse stato sotto sotto, se lo scudetto era in pericolo, Ronaldo giocava. Ronaldo può giocarle tutte, è uno di quei pochi giocatori al mondo che finché non lo ammazzi le gioca tutte e non ha problemi e recupera pure. Lo dico dall'inizio dell'anno, senza Ronaldo la Juve non avrebbe avuto questi 20 punti di vantaggio. Molte partite sono state risolte da lui. La mia teoria è sempre stata quella che Ronaldo gli è servito per prendersi questo scudetto in tranquillità e poi giocarsi le chance in Champions League. Senza Ronaldo, questa squadra, allenata in questo modo, ne steccava parecchie in più, ma molte. In conclusione, sistema o non sistema che può indirizzare certi vantaggi e li può ampliare e li può incanalare una stagione in una direzione o nell'altra con una serie di episodi clamorosi o meno, discutibili o meno, questa squadra non è la squadra stellare che la televisione dipinge. Per una serie di motivi, e il primo è l'allenatore, che è una diminuzione per questa squadra. Questa squadra qui, sulla carta, può dare 10 punti alla seconda senza problemi, ma allenata in maniera seria e diversa, senza il calcio speculativo. No, questo è il calcio femminile, non lo so, dov'è il calcio speculativo, l'ho perso. Vabbè, non lo vedo. Questo è il calcio speculativo, ce lo scordiamo sempre. Ronaldo sposta gli equilibri. Ci hanno provato con Higuain in passato e Higuain viene meno. Nel senso, sì, ti garantisce probabilmente lo scudetto, perché ancora ce la faceva, ma non ti garantisce la Champions League. Le due cose non le fa. Ronaldo sì, Ronaldo ti sposta gli equilibri in campionato, ti fai la passeggiata in un campionato dove la seconda in classifica non merita di vincere lo scudetto per colpe proprie, non come l'anno scorso, che l'anno scorso lo meritavamo senza problemi. Ronaldo sposta gli equilibri, ti fa vincere il campionato in cavalleria e puoi dedicarti alla Champions League e fare imprese come quella di Madrid e quelle che poi verranno e che ci faranno vincere bollette e cose varie che noi giocheremo sistematicamente per farci una cosa di soldi sulla Juventus. Da New York Valerio Fluido è tutto, è tardi, devo andare a vedere la partita della mia squadra. Voi nel frattempo, voi che siete della Juventus, non guarderete certo il Napoli, non credo che vi interessi, quindi voi guarderete questo video, vi iscriverete al canale e ne parleremo, insomma, se avete voglia di parlare. Ma non penso che in un video del genere voi volete parlare, voi direte meno 20 che freddo, oppure tagli dei capelli, queste cose che voi dite, puzzi per esempio, questi commenti pregni di significato e di cultura, di alto livello culturale. Alla prossima e magari poi c'è il video sul Napoli che è la cosa più importante per noi.